La Regione del Veneto ha azzerato i finanziamenti per contrastare e lottare contro la violenza sulle donne. Le donne democratiche del Veneto rivendicano questo loro diritto, soprattutto delle associazioni che ogni giorno sono impegnate per la lotta sulla violenza sulle donne. Ci chiediamo com'è possibile tutto ciò, perché si tratta non di tagli, ma si tratta di azzeramento. I centri antiviolenza rischiano di chiudere, così come chi si occupa di abuso e sfruttamento sessuale, di diritti umani, di cooperazione internazionale, di sanità, di crimine organizzato, di disabilità, di cultura, di diritto allo studio. Potrei andare avanti per 10 minuti, credetemi, non si parla di tagli, si parla di azzeramenti. È una questione molto grave e non capiamo come mai la giunta Zaia voglia azzerare tutti questi servizi. La Giunta si è mossa in maniera veloce senza dare il tempo alle associazioni di essere informate. Nonostante ciò siamo riusciti a convocare una manifestazione, un presidio di protesta giovedì davanti a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale a Venezia, e saranno presenti tutte le associazioni e gli enti colpiti, in particolare anche le donne democratiche a fianco del centro antiviolenza che, ripetiamo, rischia la chiusura a causa di questi tagli. Invitiamo tutti i cittadini e le cittadine venete a tenersi aggiornati nei limiti del possibile per quanto riguarda l'iniziativa, seguendo su Facebook l'hashtag Ritiratelo, inteso il provvedimento killer che taglia i centri antiviolenza per le donne.